Grazie all'esperienza maturata nel corso di questi mesi di dura attività anti-Covid, siamo riusciti presso l'ospedale Garibaldi di Catania e all'interno di alcuni reparti del nosocomio ad identificare dei casi di infezione Covid-19 da variante inglese, la cosiddetta variante inglese. Si tratta di casi che sono stati identificati tempestivamente, riconosciuti, tamponati e sugli estratti molecolari sottoposti a sequenziamento genetico attraverso metodiche che sono state elaborate e condotte a compimento nei laboratori di riferimento della regione e che hanno consentito l'identificazione delle varianti in questione. Varianti le quali, come è noto, comportano sì un incremento della contagiosità in sé, che risulta sia pur non moltissimo, ma aumentata rispetto al cosiddetto ceppo wild type, cioè il ceppo ordinario, ma che da un punto di vista sintomatologico non comportano importanti differenze cliniche e quindi che hanno un impatto, un'influenza, un'inferenza sull'andamento clinico assolutamente marginale. I pazienti in questione sono stati tutti e quattro ricoverati presso le strutture di biocontenimento dell'unità operativa di malattie infettive all'interno dello stesso nosocomio e vengono gestiti in ragione dei più classici e più diffuse procedure di contenimento e le misure di prevenzione e la diffusione dell'infezione, tenendo conto dei parametri di contagiosità che ormai sono noti e diffusi nella letteratura internazionale di questi ceppi cosiddetti mutanti. Questo non deve suscitare nessun allarme, nessuna preoccupazione, perché il focolaio è assolutamente ben gestito all'interno di un nosocomio che strutturalmente come competenze è certamente preparato alla gestione del problema. Non dobbiamo dimenticare che nel frattempo sono state avviate presso l'azienda sanitaria provinciale i controlli sul territorio, il contact tracing, e questo porterà all'identificazione e alla delimitazione di eventuali focolai che fossero presenti anche sul territorio, ma che probabilmente grazie alla tempestività delle manovre condotte non lo saranno. Non dobbiamo dimenticare la campagna vaccinale che sta proseguendo nei termini di un'adeguata copertura con un ritmo che va man mano incrementando e che non deve fare abbassare la guardia sulle misure, sulle procedure di contenimento ordinarie, che sono le solite: la mascherina, il distanziamento, il lavaggio e la disinfezione delle mani. Quelle non le dobbiamo dimenticare, nonostante le procedure vaccinali stiano sempre più procedendo.